Eder. Mech. Pallister. Le pronunce odierne sono di un valore incommensurabilmente esiguo. Affermare la ricerca della verità è di una banalità così sconfinata che neanche l'assassino meno scaltro oserebbe professare la caccia alla menzogna. Tuttavia, queste dichiarazioni, emanate dai congiunti di Liliana, servono a imprimere una certa urgenza alla procura, affinché questa prenda coscienza che non vi è margine per ulteriori errori. Si vocifera che il mio disappunto verso il signor Sebastiano Visintin scaturisca da una presunta alleanza con Silvia, Claudio e altri. Ma il vero nocciolo della questione è che furono essi ad avvicinarsi a me, attratti dalle mie già consolidate convinzioni nei confronti di questa faccenda. Ripeterò, però, che discettare in questo momento è vano, sebbene le parole iniziali di Sebastiano sembrino ancora grondare di un desiderio di giustizia. Il 22 dicembre 2021, la dichiarazione di Sebastiano che mi colpì fu la sua asserzione di aver voluto testare la sua nuova GoPro durante una pedalata e non per genuino interesse o per la creazione di nuovi filmati su cui crogiolarsi. Quando gli investigatori scoprirono, e ardentemente spero lo abbiano scoperto, che l'uomo era un utilizzatore seriale di GoPro, perché non si sono posti un paio di interrogativi cruciali? Già lì tutto si palesò. Ma attendere risposte a tali domande non significa etichettare necessariamente Sebastiano Visintin come un assassino però, dal 5 gennaio 2022. Quando ancora gli altri che ora si occupano di questo caso su YouTube non sapevano nemmeno dove fosse Trieste. Sostengo fermamente che egli detenga informazioni cruciali riguardanti il mattino del 14 dicembre. E se anche la signora Liliana Resinovic si fosse tolta la vita, desidero ardentemente scoprire perché egli abbia sentito il bisogno di mentire. Di tessere una tela di versioni contraddittorie anziché rivelare la verità. Il mio interesse, comunque, si posa su ogni ombra di dubbio, e se su altri soggetti emergono incertezze, esse devono essere dissipate. Si è discusso molto sul fatto che, la mattina del 14, Gabriella Micheli sembrasse in video priva di uno zaino adatto a contenere il necessario per un salutare allenamento. Le immagini poco chiare non aiutano a trarre conclusioni definitive. Il suo equipaggiamento però non poteva essere stato portato in anticipo nella zona piscina, perché quel mattino Salvo tornò a casa verso le 8, prima quindi che sia Gabriella che Liliana uscissero. Ma la questione si infittisce: dove si dirigeva Gabriella? A me aveva confidato di recarsi in palestra, ma fonti attendibili mi hanno informato che nei giorni in questione la palestra vicino alla piscina era chiusa. E se fosse andata in piscina, avrebbe dovuto portare con sé l'attrezzatura necessaria. Mi è stato detto che quella struttura non fornisce asciugamani. Qualcuno potrebbe obiettare che Gabriella avesse lasciato le sue cose in qualche armadietto, ma anche in questo caso mi è stato riferito che, a causa delle restrizioni Covid-19, l'uso degli armadietti era vietato agli avventori. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.